Un'altra violazione, l'ennesima dei regolamenti comunali, ma stavolta il responsabile è stato colto in flagrante dagli agenti della polizia municipale mentre si trovava ancora in acqua in bacino San Marco. Non è certo il primo, ma accade in un periodo in cui a Venezia ne stanno succedendo di tutti i colori, tra chi si tuffa, chi bivacca e chi fa i propri bisogni dove capita. In questo caso il tuffatore, un 28enne della Repubblica Ceca in visita a Venezia, è stato sanzionato con una multa di 50 euro, così il suo compare. Forse la prima di una lunga serie in attesa di contromisure specifiche. Io non credo che esista un preciso ricettario, certamente deve essere un mix di più componenti, certamente una campagna di sensibilizzazione verso determinate regole che devono essere rispettate, ma che dovrebbero stare proprio alla base del buon senso dell'individuo. Ahimè, dobbiamo ricorrere a altri e diversi mezzi proprio per far presente e evidenziare che a casa propria e anche e soprattutto degli altri ci si deve comportare con grande rispetto. L'assessore invita poi i cittadini a fare un uso moderato dei social, viste le troppe sospette foto pubblicate in rete nelle ultime settimane e al vaglio di un'indagine. Attenzione ai social piuttosto che strumenti analoghi dove spesso alcune persone strumentalizzano anche i fenomeni e quindi se ne fa di una circostanza ben precisa, ahimè, un caso molto più importante. Bisogna fare attenzione a non cadere in questo tipo di realtà e fare i conti appunto soprattutto con una partecipazione a quelle che sono le attività di sensibilizzazione sul territorio.